Sole è un amico, perché noi abbiamo bisogno del sole, l'uomo è un po' come le piante, se ne prende poco le piante stanno male, se ne prende tanto le piante stanno male, bisogna trovare un equilibrio, quindi partiamo in qualche modo da quelli che sono gli effetti positivi del sole. Il sole permette la produzione della vitamina D, che ha tantissime funzioni positive nel nostro organismo e pertanto non possiamo stare senza sole, quindi rispondo alla tua domanda con un sì convinto. Poi è evidente che bisogna più che evitarlo fare attenzione, gestirlo con equilibrio, e questo perché in particolare durante il periodo estivo e per i soggetti che hanno una carnagione più chiara ci può essere il rischio di scottature, e quelle possono rappresentare dei fattori di rischio importanti per un tumore che è il melanoma, che sicuramente è il più pericoloso. I fototipi rappresentano un po' la capacità che ognuno di noi di rispondere all'esposizione solare, quindi di rispondere alla radiazione ultravioletta. Distinguiamo essenzialmente 6 fototipi. Il fototipo 1 è rappresentato da soggetti con capelli rossi, una carnagione chiara, molto efferidi, i quali al sole tendono sempre a scottarsi e non a abbronzarsi mai. Il fototipo 2 è il fototipo germanico, occhi azzurri, capelli biondi, con qualche difficoltà si abbronzano, ma si scottano facilmente. Il fototipo 3, la maggioranza di noi, soggetti che si abbronzano ma che si possono anche scottare se non stanno attenti. Il fototipo 4, il fototipo mediterraneo, si scottano con difficoltà ma possono scottarsi. Il fototipo 5, soggetti asiatici, i quali pur avendo una carnagione chiara hanno un'estrema difficoltà a scottarsi, così come i soggetti sudamericani, e infine il fototipo 6, il quale non si scotta mai. Il rischio di melanoma in qualche modo è legato al fototipo, quindi il fototipo 1 è a più alto rischio di melanoma proprio perché sia il fatto di avere la carnagione chiara, sia in qualche modo questa associazione che c'è tra carnagione chiara e alto numero di nevi, che è un altro fattore di rischio per il melanoma, pone questi soggetti in una maggiore situazione di predisposizione al melanoma. Sono soggetti che si scottano più facilmente rispetto agli altri, e questo implica quindi un rischio maggiore, visto che le scottature sono un fattore di rischio per il melanoma. Andando poi verso il fototipo 2, 3, 4 e 5, il rischio tende a diminuire proprio perché è sempre minore il rischio di scottarsi e vi è anche una certa correlazione con il numero di nevi. Esistono, diciamo così, degli algoritmi diagnostici che ci possono in qualche modo far allarmare. Io, mi fermerei ad un solo, segnale d'allarme, il cosiddetto segno del brutto anatroccolo, cioè una lesione che rispetto alle altre ci sembra diversa. Poi magari la facciamo vedere, il dermatologo, ma già lo stesso medico di base ci può tranquillizzare sulla natura di questa lesione, ma quello a cui dobbiamo stare attenti è il diverso che c'è sulla nostra cute. Faccio un esempio. Tempo fa è venuta una mamma con una bambina, ed è venuta proprio perché la sua bambina gli ha detto: mamma, sei sporca. E in realtà questo che la bambina interpretava come una alterazione del colore della cute, non legata ovviamente a problemi patologici, in realtà un melanoma. Quindi noi abbiamo una capacità innata, che non è legata alla nostra istruzione, alla nostra formazione, di vedere il diverso che c'è sulla nostra cute. Allora secondo me noi questo che dobbiamo sfruttare, la capacità di notare un qualcosa che è diverso rispetto alle altre sulla base di una nostra conoscenza innata, e quindi mostrarla poi in primis al medico di base, e poi il quale eventualmente ci invierà lo specialista. I principali di rischio in parte li abbiamo già accennato. Abbiamo visto le scottature solari che correlano col fototipo, passando dal fototipo 1 al 5, tenendo presente, ripeto, che il fototipo 6 non si scotta. Ovviamente il rischio è correlato proprio all'avere una cute più chiara, quindi il fototipo 1 si scotta di più, e in generale questi fototipi più chiari tendono ad avere spesso un più alto numero di nevi.
quelli che noi chiamiamo nei o nevi sono sinonimi, più alto il numero di nevi melanocitici in una persona, tanto più alto è il rischio di melanoma. Quindi il rischio di scottature, un fototipo chiaro, avere tanti nevi, in particolare le scottature da bambino predispongono poi ad avere un melanoma in età adulta, quindi il bambino non è a rischio di avere un melanoma. Questo serve a tranquillizzare i genitori. Il melanoma è, diciamo, è una neoplasia del giovane adulto e prima della pubertà è praticamente inesistente, ma bisogna stare attenti alle scottature in età infantile perché possono poi predisporre al melanoma in età adulta. Un altro fattore di rischio è rappresentato dalla familiarità e l'ultimo, diciamo, il fatto di aver avuto una storia personale, quindi di aver avuto già un melanoma.